Lo scrittore e letterato Umberto Fracchia, vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e conosciuto per lo più dai soli addetti ai lavori, gode di una grande popolarità nella frazione di Bargone. Casarza Ligure, da 2 anni a questa parte, contraccambia la predilezione che il letterato ebbe nello scegliere questa località come meta dei suoi soggiorni, organizzando l'Umbertiade Casarzese e riconoscendo in Fracchia un'eccellenza del territorio. Un'eccellenza perché aveva fondato una rivista letteraria, perché aveva scritto diversi romanzi, perché si era occupato anche, di teatro e di lungometraggi del cinema muto. Un legame col territorio dunque e anche coi suoi abitanti, tra questi il docente e scrittore Alfredo Bertello. Si è voluto proprio ricordare questo legame perché addirittura basti pensare che i sonetti shakespeariani sono stati, tradotti dall'inglese antico in italiano da Alfredo Bertello. L'Umbertiade Casarzese si aprirà giovedì con un incontro dedicato allo scrittore e proseguirà con il premio letterario dedicato alle scuole medie superiori, non solo del territorio, al quale hanno partecipato anche alcuni ragazzi della casa di detenzione di Chiavari. Sono stati creati dei laboratori di scrittura creativa che hanno consentito ai ragazzi sia del biennio che del triennio, infatti abbiamo istituito proprio 2 sezioni distinte, ma anche agli alunni delle scuole medie di poter partecipare e sono pervenuti, ripeto, veramente tanti racconti. L'edizione 2022 dell'evento ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Il riconoscimento di questa manifestazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Comitato degli Anniversari che ci ha proprio omaggiati del loro logo e di un loro patrocinio proprio per celebrare la figura di Umberto Fracchia e credo che siamo praticamente forse proprio in Liguria un po' un apripista